La storia, anche quella politica, è piena di corsi e ricorsi, di gruppi che si ricompattano dopo essersi allontanati nel tempo per motivi diversi. È quanto sta accadendo intorno a Luca Zaia, la cui candidatura ha fatto gravitare vecchi amici e colleghi di partito, leghisti della prima ora, ma anche esponenti di altri movimenti autonomisti che si sono ritrovati all'ombra di un'unica lista, Noi Veneto, pronti a sostenere il governatore uscente. Che tutto il mondo dell'autonomia, dell'indipendenza e comunque di chi tiene e ama il Veneto si è ricompattato per sostenere la mia corsa. Una coerenza sia dal punto di vista personale, che è quella che a me interessa sostanzialmente di più, sia soprattutto quella dal punto di vista formale. Quindi, si ristabilisce quella che un tempo era una grande armata, una grande famiglia che lottava per un obiettivo e che aveva raggiunto risultati strepitosi. Dal Tea Party Veneto a Veneto Stato di Antonio Guadagnini, che come vice sindaco portò avanti la battaglia del 20% dell'IRPEF ai comuni, e ancora Veneto Belluno, Progetto Nord-Est, Veneti Indipendenti e Liga Veneta Repubblica, di cui Fabrizio Comencini tra i leader del Carroccio negli anni della sua nascita. Perché Luca Zaia è il presidente che ha voluto far votare la legge per il referendum sull'indipendenza. Ha voluto, perché se Luca Zaia non andava in consiglio regionale, gran parte della maggioranza era, non dico scettica, ma molto tiepida. La scelta dunque di convogliare forze e candidature intorno a Luca Zaia nasce proprio dall'impegno del governatore per l'autonomia della regione, obiettivo comune ai singoli movimenti. L'unica alternativa che abbiamo per fare un passo avanti credo che sia questa, di stare con Zaia. Gli altri candidati non danno le stesse garanzie né di governabilità della regione né di essere convinti autonomisti o indipendentisti. Zaia si è già speso e si è speso anche oggi un'altra volta.